È trascorso più di un anno dall'alba del 19 novembre del 2012, quando la copertura del Consorzio Agrario di Agrigento crollò al suolo, un evento che per un miracolo non fece vittime, e ad oggi nulla è cambiato, ad eccezione della rete metallica che delimita il perimetro della struttura e le erbacce che proliferano incontrastate a causa dell'incuria più totale. Un grido d'allarme unanime lanciato principalmente dai residenti della zona del quadrivio Spinasanta, che sostanzialmente puntano l'indice contro l'amministrazione comunale che, a loro dire, sembrerebbe disinteressata alla situazione di stallo in cui versa il consorzio agrario, per meglio dire il rudere. Un ricettacolo di Eternit e prodotti chimici per l'agricoltura lasciati a marcire a cielo aperto, con esponenziali ripercussioni a lunga gittata per la salute pubblica, in quanto questi elementi esposti agli agenti atmosferici rischiano di spargersi nell'ambiente circostante. L'auspicio dei residenti è essenzialmente uno: se non è possibile in tempi celeri ricostruire o abbattere il rudere, che si proceda almeno all'immediata bonifica dell'area. L'ultima notizia riguardante il rudere del consorzio agrario risale al 30 agosto scorso, quando il comune in quell'occasione comunicò che la società titolare dell'immobile, la Fata, pur non avendo ancora avviato i lavori di bonifica e di abbattimento delle strutture, aveva presentato alla protezione civile del comune una prima bozza dei progetti di intervento e si è dichiarata disponibile ad ottemperare a quanto il comune gli aveva chiesto di realizzare con apposita ordinanza. Quello che lamentano i residenti del quadrivio Spinasanta è essenzialmente il degrado, l'incuria e il totale disinteresse alla faccenda. Durante un incontro tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti del quartiere svolto il 24 novembre 2012 si era parlato dell'avvio entro poche settimane dei lavori del tanto atteso nuovo parcheggio, di una bitumatura delle strade, della pulizia delle erbacce ed un miglioramento totale della zona. Siamo a fine gennaio 2014 e ad oggi tutto tace.